Stadio 21 settembre, sesta giornata del campionato regionale Girone L, si affrontano Matera e Nocerina. Il Matera è reduce dalla sonante vittoria per 4-0 sullo Stuni di domenica scorsa, la Nocerina è invece reduce da un inatteso capitombolo interno. Le formazioni che sono scese in campo sono le seguenti per il Matera: Cimino, Danza e Valentino, Catacchio, Prete, Tanzi, Caputo, Magliocca, Pugliese, Filidoro e Barone. Con il numero 12 in panchina c'è De Bellis, con il numero 13 Galeoni, con il numero 14 L'Insalata, con il numero 15 Ferrante, con il numero 16 Paulicelli. Il mister del Matera, come sappiamo, è il signor Angelo Carrano. L'arbitro è il signor Barbuti di Vibo Valencia. Adesso è stato lanciato Giuliano, respinta ancora la difesa materana, rilancia la palla a Caputo verso Danza, ottima la discesa del terzino materano sulla destra, appoggia al centro verso Pugliese, si gira Pugliese ed è facile la parata di Somma, il tiro molto fiacco di Pugliese, un'ottima azione da parte del Matera, proprio la fascia destra è stata adesso meglio sfruttata da Danza. Valentino sulla sinistra, lanciato adesso Magliocca, cross di Magliocca al centro e Caputo che tenta il tiro a volo, grandissimo gol di Caputo, grandissimo gol di Caputo, il cross di Magliocca dalla sinistra, il tiro di Caputo in perfetta coordinazione a volo, dal basso verso l'alto si è infilato nell'angolino alto a destra del portiere Somma. Il Matera quindi al 26esimo minuto del primo tempo passa in vantaggio con questa intuizione geniale del numero 7 Caputo. Solo un grande colpo di classe poteva forse sbloccare questa partita. Grandissimo il gol dell'attaccante materano, veramente molto bello, un colpo di classe eccezionale. Caputo ci ha abituato già lo scorso anno a questi gol e a queste invenzioni e credo che solo così, dopo un inizio stentato, si potesse sbloccare la situazione. Sbagliato adesso l'appoggio di Paciello, si invola Caputo sulla destra, molto bene, si accentra in area, ottimo il cross di Caputo, Filidoro, Pugliese, rete, c'è il raddoppio da parte del Matera, ancora un'azione di Caputo sulla destra, ottimo il cross di Caputo, Filidoro è riuscito ad appoggiare al centro dalla sinistra e Pugliese a porta vuota ha appoggiato la palla in gol. 2-0 in favore del Matera al 18esimo minuto del secondo tempo. È stato il numero 9 del Matera, Pugliese, a raddoppiare, ma ancora una volta da sottolineare l'azione di Caputo sulla destra. Il gol è di Pugliese, ma il merito è senz'altro di Caputo. Ha fatto una grandissima azione sulla destra, ha saltato due avversari, ha messo una palla invitante al centro. Filidoro ha tirato, diciamo, in porta, non ha colpito molto bene il pallone, per fortuna si è trovato sulla sfera Pugliese, non ha avuto difficoltà a mettere dentro. Davvero un grandissimo Caputo stiamo vedendo ora. Stesso fallo laterale, la palla al centro su Filidoro, cerca un compagno libero, Filidoro lo trova in Catacchio sulla destra, buono l'appoggio al centro a volo, Pugliese stoppa la palla, cade, si rialza Filidoro, gran tiro di Filidoro sull'appoggio all'indietro di Pugliese, con troppa foga è arrivato sul pallone Filidoro, la traiettoria troppo alta, punizione all'altezza della linea di metà campo, lanciato sulla destra, Piccolo, ancora Scarpa, sbagliato lo stop di Scarpa, recupera Piccolo, ancora verso Scarpa, Piccolo entra in area, Piccolo, c'è un fallo di L'Insalata, calcio di rigore a favore della Nocerina. Era entrato Piccolo in area, era appena entrato in area o forse era sulla linea, c'è qualche dubbio, i giocatori materani stanno protestando forse anche per questo. L'Insalata però lo ha steso, mi pare, abbastanza nettamente, un fallo forse, anzi sicuramente evitabile. Rigore quindi a favore della Nocerina, 45esimo del secondo tempo, tempo scaduto, e Truddaiu che si appresta a batterlo contro Cimino, tira Truddaiu, spiazzato Cimino, rete, 2-1. Riparte subito la Nocerina, riporta la palla a metà campo ed è Somma, il portiere della Nocerina, che adesso rilancia subito verso il numero 11 Scarpa, ma proprio in questo momento Barbuti fischia la fine della partita. Con un finale un po' a sorpresa, questo rigore a favore della Nocerina, si chiude questa partita e il Matera ha vinto tutto sommato meritatamente per 2-1.